Sicurezza e un aiuto concreto ai cittadini per uscire dalla crisi. Prima giornata di lavoro in Veneto per Patrizia Impresa, neoprefetto di Padova, e Maria Augusta Marrosu, nuovo prefetto di Treviso. Due donne per la prima volta alla guida delle prefetture di Padova e Treviso che vanno ad affiancarsi al prefetto di Verona Perla Stancari. Primi giorni per conoscere la città e presentarsi alle istituzioni. Cordiale il saluto tra il nuovo prefetto di Padova e il sindaco reggente della città Ivo Rossi, che ha sottolineato come la sicurezza resti un tema centrale. La sicurezza è un tema importante, è una priorità per i prefetti. Una politica di accoglienza oculata, fatta nell'interesse comune delle parti, possa aiutare intanto a non creare troppe tensioni, ma poi anche a creare degli scambi tutto sommato utili a tutti, insomma. Anche a Treviso saluto tra il sindaco Giovanni Manildo e il nuovo prefetto Marrosu, che tra i primi temi di cui dovrà occuparsi trova una situazione spinosa: l'occupazione di uno stabile del comune, l'ex Filt, da parte dei giovani del collettivo ZTL. Mi hanno informato, ma adesso in questi momenti prenderò un attimo conoscenza di tutte le cose. Comunque chiaramente sono appena arrivata e quindi valuteremo tutto. Da entrambe gli auguri alle loro nuove città, con un occhio di riguardo per un periodo difficile come quello che stiamo vivendo. Tanti auguri a tutti gli abitanti della provincia di Treviso, ma non ho più voce. Ai padovani auguro veramente che il 2014 sia un anno più sereno, che dia un pochino più di certezza e di conforto soprattutto alle famiglie. Sono forse il nucleo che ha più sofferto negli ultimi anni e soprattutto nel 2013.